Adesso Laura ci dice due parole su questo video che riguarda la parte della video intervista di Stefano. Sono 4 parti. Chi è stato a San Leonardo ha visto un po' di Venezia e di Laguna, la terza è Mestre e questa è Mestre e non è tutto un pezzo, metà, e poi c'è Marghera che non vediamo qui, chissà un giorno se la vediamo. Questa cosa si somma poi alla presentazione del libro, qualcuno di voi l'ha già preso, su cui dirà due parole, 3, Carlo Giacomini. Laura, a te. Ok, grazie. Allora, il video si chiama Venezia in movimento, con la M maiuscola, ed è praticamente un'intervista a Stefano Boato in cui racconta i più 40 anni della sua esperienza legata a Venezia. È diviso in 4 parti, appunto, per cui c'è Venezia centro storico, poi c'è Mestre, da cui ho tratto degli estratti che vedrete oggi in qualche forma, e poi c'è Marghera e poi alla fine c'è una parte legata alla laguna. In particolare gli estratti che vedete oggi sono il nuovo ospedale, il Parco di San Giuliano, il Bosco di Mestre, la piazza della stazione di Mestre, Tessera City e lo stadio. Fermiamoci qua. È stata velocissima. Alziamo qua lo restituisco il posto. Basta che clicco qui? Laura? Va. Sì. Guarda tu. Senza fare dighe, potevano ridurre senza fare niente di dighe delle acque alte di 20 centimetri. Il palazzetto dello sport in un'area pubblica agricola che il piano non prevedeva in nessun caso di urbanizzare. Con il sindaco ho comprato a prezzo agricolo le enormi aree per fare il nuovo ospedale di Mestre e non distruggere il bosco di Carpenedo. 10 anni di litigate, non sto esagerando. 10 anni in quella città in cui qualcuno si era intestardito a voler fare il nuovo ospedale esattamente sopra il bosco di Carpenedo, l'unico che c'era all'epoca, non c'era nient'altro che quel boschetto lì, volevano fare proprio fuori anche quello e farci l'ospedale. 10 anni. Fermi i soldi, fermo il progetto dell'ospedale, fatto, ma non realizzato perché abbiamo fatto l'ira di Dio per fermarli. Quando sono arrivato in 3 mesi, per capire cosa vuol dire, in 3 mesi decidere, trovare, far votare all'unanimità il Consiglio Comunale e pagare a prezzo agricolo lo sviluppo di tutte le aree sanitarie della città è, secondo me, un miracolo. Votato all'unanimità. Casellati mi ha dato il sistema da avvocato in cui, non vi spiego altre cose molto complicate, in cui chi doveva venderci i terreni ha firmato un documento che si chiama giuridicamente impegno irrevocabile a vendere. Mai visto fare in questa città, si è fatto una volta e una volta solo, l'ho fatto io grazie al mio sindaco e ci hanno venduto il terreno dopo che avevo fatto i piani, i progetti,
convinto il Consiglio Comunale e votato all'unanimità di cambiare tutto. A quel punto l'impegno irrevocabile a vendere di 3 mesi prima l'ho potuto applicare a 9.000 lire al metro quadro, non so se si capisce cosa vuol dire. 1/10 nel giro di un giorno, a Tessera, ho gli articoli di Gazzettino, nel giro di un giorno a Tessera, quando Marchi e non so chi altri si è messo a comprare i terreni di Tessera, i terreni validati dalla delibera della giunta comunale di Brugnaro sono stati aumentati di 20 volte il valore del terreno. Tra ieri e oggi c'è l'articolo del Gazzettino che spiegava che con una delibera si facevano i soldi, perché il giorno dopo tutti quegli ettari di terreni valevano 20 volte più del giorno prima, quando erano stati comprati dai contadini che non sapevano niente a prezzo agricolo. Volevano andare in 2 ipotesi fatte da 2 giunte precedenti. La prima era quella il bosco di Carpenedo. La seconda ipotesi era di andare a fare l'ospedale, guarda caso, in Gronda Lagunare, su, all'acqua. E noi avevamo la legge dall'85 che diceva di tutelare i fiumi, le lagune. Era tutto l'opposto delle nuove leggi italiane. Vale per tutta Italia, però questo aveva fatto il mio predecessore, se volete si chiama Perinato. Aveva previsto di andare a fare l'ospedale in Gronda Lagunare, verso Campalto se non ricordo male. Io sono andato con 3 proposte: andare non a nord sul bosco, non a est verso la laguna sulla Gronda Lagunare, ma andare a ovest, cioè verso l'entroterra, lungo la linea ferroviaria, pensando che la ferrovia, come in tutta Europa, doveva servire a creare una nuova stazione che non c'era. L'hanno fatta quando ho fatto questo, hanno inventato una nuova stazione ferroviaria, e la stazione ferroviaria era il punto non solo per l'ospedale, ma per tutta l'enorme area che abbiamo comprato. Perché visto che avevamo la possibilità, abbiamo comprato tutto quello che potevamo delle aree attorno, ed erano attorno a una stazione ferroviaria, quindi agevolando al massimo il muoversi su mezzi pubblici su rotaia invece che muoversi su mezzi privati su gomma, di portare via l'inquinamento dalla città e portarlo via sul nuovo ospedale e su tutte le aree attorno. Negli ultimissimi tempi, adesso siamo nel 2023, si sta muovendo una serie di operazioni immobiliari private per avere le aree comprate a quei prezzi stracciati, eccetera, ma non per servizi pubblici, ma per servizi privati che sono concorrenziali all'ospedale. Occhio, non per sviluppare l'ospedale che ha troppe turne d'attesa, eccetera, eccetera, ma per essere alternativi al servizio pubblico, per cui tutte le aree attorno erano previste per organizzare servizi, attrezzature, eccetera, e stanno diventando anche per la sanità privata e anche per altre cose che stanno trattando con l'attuale giunta in questo momento. E questa era una delle cose che volevo dire, da come parte una prospettiva e poi diventa un'altra.
Ma poi c'è il Parco di San Giuliano, che è partito anche questo nel 90, con un lavoro enorme, perché mi hanno fatto impazzire. Per fare un concorso internazionale ci vogliono i permessi internazionali degli ordini professionali europei, se no non lo puoi fare. Abbiamo avuto 54 progetti dall'America oltre che dalla Germania, il meglio del meglio che c'era al mondo. Il concorso del Parco di San Giuliano era fatto in un modo tale che era già spiegato nel bando che volevamo un parco naturalistico di riaffaccio sulla laguna, eccetera, eccetera, su un'enorme zona di scarico, di discarica. Quindi c'era un problema che sapevamo, perché qualcuno ci voleva fare il campo da calcio e non c'era bisogno di molta bonifica, ma sapevamo che bisognava pulire, bonificare, eccetera. E tutto è andato benissimo. Abbiamo dato premi a tutti perché abbiamo incentivato il partecipare, per cui mi pare che abbiamo fatto 10 o 15 premi consistenti e un vincitore perché votato all'unanimità. Guardate che quella è stata l'unica era in questo comune in cui si votava all'unanimità. Tutte queste cose si sono votate sempre all'unanimità. Allora il Parco di San Giuliano, in cui il progetto in questo momento è vigente, è stato già in molte cose da questa giunta 2013 contraddetto. Abbiamo fatto anche denunce continue. Voglio dire che hanno messo tutte le barche sopra il parco. Il parco è diventato un centro di imbarcazioni a centinaia e centinaia, e gli edifici enormi per tenerle anche all'interno. Per cui abbiamo messo pochi edifici bassi per imbarcazioni piccole da laguna. Tutto questo progettato in dettaglio e c'è vigente ancora adesso. Hanno stravolto, non hanno neanche cambiato, perché non hanno neanche fatto la variante, l'hanno dichiarato approvato dai dirigenti comunali che ha messo il nuovo sindaco, e hanno costruito tutte robe illegittime, sto dicendolo dopo esposti giuridici, e questo è uno che era stato progettato per essere il più bel parco naturalistico affacciato sulla laguna d'Europa. Un pezzo alla volta sta diventando altro, un centro enorme di cantieristica, che come un cantieristica. Sta diventando un centro di trasporto di capannoni per trasporto su acqua delle barche di merci che io avevo piazzato in aree trovate pubbliche a Marghera, e c'è nel Parco di San Giuliano, c'è la zona che andava verso sud, il Rio delle Burchielle, per metterci tantissime barche, anche di questo tipo, e quindi le barche per i trasporti sono anche queste messe lungo il canale che viene verso Mestre dalla laguna. E una terza cosa, i grandi eventi per musica, 10.000, non sto scherzando, 10.000 persone al colpo, sempre sopra il parco, per cui il parco, che ha cominciato da anni ad essere usatissimo, al sabato e la domenica pieno di gente che va a camminare, a passeggiare, eccetera, con centro di barche, centro di trasporti e centro di eventi megagalattici. Addio parco, perché un po' alla volta, un pezzo alla volta. Gialla, e poi entriamo all'area nautica. Continuiamo a lottare insieme contro una politica che ormai è evidente non tiene minimamente conto della volontà
ancora nel 90, fissando le aree, fissando le superfici, fissando i costi, io e Zorzetto è stato il primo perché era assessore all'ambiente, io ero assessore all'urbanistica, e quindi per fare un bosco la prima cosa era che se ne facesse carico l'assessore all'ambiente, che era appunto Zorzetto, che ci credeva, altro che sì. E abbiamo progettato il bosco di Mestre e l'abbiamo progettato in una strategia ancora una volta chiarissima. Era messo tutto a chiudere verso la laguna, a chiudere lo sviluppo urbanizzato di Mestre, farlo, completarlo, sistemare Campalto, sistemare Carpenedo, sistemare Favaro, eccetera, eccetera, già disegnate tutte queste cose, ma poi basta, poi non si va in laguna. Il bosco, il nuovo bosco di Mestre, a delimitare lo sviluppo della Mestre completata, per cui si doveva sviluppare, casomai doveva andare verso ovest, non verso est. Bene, il parco lo stanno facendo, ma molto lontano dalle zone urbane, perché le zone urbane sono diventate enorme valore urbanizzabile, basta che la giunta con quei sistemi faccia una variantina ad hoc per ogni cosa che vogliono fare, e quindi tutta la zona che da Mestre va verso la laguna non ha più un nuovo bosco che la delimita, perché il bosco è stato spostato molto più a nord. Ci vanno per fortuna un po' di parecchia gente la domenica, ma ci vanno prendendo un mezzo, andando fuori Mestre a nord e a passeggiare sul bosco di Mestre, che non è stato realizzato che in piccola parte sulle aree che avevamo previsto. Abbiamo previsto anche alcune aree a chiudere a nord, ma era messo soprattutto per chiudere Mestre a ovest. Quindi la partita del non sfondare Mestre verso la laguna è apertissima, perché stanno facendo esattamente il contrario di quello che avevamo previsto e disegnato e deliberato, eccetera, per fare il nuovo bosco di Mestre. La piazza della stazione di Mestre, che è la più importante, parliamo di flussi di persone che vanno a prendere il treno tutti i giorni anche. La più importante stazione del Veneto è Mestre, nessuno ne parla mai, ma è la più importante del Veneto, perché lì arriva tutto da Udine, da Bologna, da Padova, eccetera. La piazza della stazione è una disgrazia. Non c'è neanche il posto per mettere una macchina, per fermarsi un momento. Se devi scendere di corsa e scappare via, perché la piazza era stata progettata davanti alla stazione. Un po' alla volta hanno invaso lo spazio davanti alla piazza, dando con delibere di assessori, nomi, cognomi, se volete, finché volete. Lo spazio davanti agli alberghi di là della stazione li hanno dati agli alberghi, che quindi la piazza non può esserci perché gli alberghi si sono privatizzati con delibera gli spazi sia da una parte che dall'altra di via Piave. E lo stesso vale addirittura per gli altri 2 o 3 edifici pubblici che ci sono in stazione, perché la stazione ha una stazione di carabinieri al suo interno, ha un altro affare di polizia per la stazione, per i controlli, per quello che vuole. Le rispettive organizzazioni dei carabinieri, della polizia, stanno vendendo o hanno già venduto alle società immobiliari i loro edifici, che vengono svuotati e usati per operazioni immobiliari che ricaricheranno ancora di più
il traffico e il casino sulla non piazza della stazione. Abbiamo fatto, non ho tempo di svilupparlo, enormi studi, progetti e linee per spostare il traffico di attraversamento al di là della stazione verso Marghera su una grande polo di parcheggi. Cioè le macchine non hanno bisogno di andare centro a Mestre e meno che meno davanti alla stazione di Mestre, insomma, vadano al limite se proprio a sud della stazione e non a nord. Abbiamo provato a spostare da 10 anni il traffico in una strada che si potrebbe ancora oggi fare, ma bisogna volerle fare, che è parallelo alla piazza, alla strada della stazione, immediatamente dietro gli alberghi. Si può passare alla discesa della rampa della cavalcavia che arriva in via Cappuccina e si può attraversare dietro in maniera di liberare tutta la zona della stazione. Allora, non sviluppo perché qua sono anni di lavoro, ma non è possibile che una città come Mestre nel 2023 si metta a impoverire e a rendere ancora più invivibile l'attuale miserabile piazzettina di Mestre che c'è, togliendo quel minimo di spazi che c'erano, vendendoli, speculandoci e mettendoci, attenti bene, 2 nuovi grattacieli sopra la stazione di Mestre. È chiaro? Quando parlavo di Viale San Marco, questa stazione con questa non piazza, il progetto venuto fuori questo mese, 2 mesi fa, è di avere non uno che c'era previsto e abbiamo fatto 1000 polemiche su quello. Hanno mandato via, come qua a Venezia, le poste centrali e si sono messi a fare un grattacielo al posto delle poste centrali, stazione. Per cui 2 strutture pubbliche con servizio pubblico sono stati spazzati via e stanno per fare 2 grattacieli sopra la stazione di Mestre, che non è neanche una piazza, ma... Allora, voglio dire, questi sono i problemi in prospettiva. Perché tutte queste cose le avevamo fatte, disegnate, progettate e deliberate, ma non tutte, ma 2 o 3 di queste le avevamo già fatte e alcune erano in progetto, in disegno. Allora, ma bisogna decidere se qui progetta la città, la progetta per la città o se invece la fa per agevolare qualche singolo amico imprenditore. E ce n'è l'ultima grossa, e cioè io da 13 anni, 15, ho dovuto litigare purtroppo col sindaco, col presidente della regione, perché stavano per fare una Tessera City. Tessera City significa fare una grande nuova cittadina, non sto scherzando, ho detto cittadina, non un edificio. Sto parlando di 2000 metri cubi di roba, vicino alla gronda lagunare, fermata ancora all'epoca dell'Expo. Quella cosa che ho fermato, e ho fatto anche un libricino su questa cosa, proprio come altre cose che abbiamo provato a fermare con la cultura, col dibattito, cioè sono riuscito a far valere le leggi e quindi Cacciari si è fermato e Zaia si è dovuto fermare. No, Galan, l'accordo era Galan-Cacciari. Un po' di anni dopo la giunta regionale ha fatto l'accordo tra regione e comune, ha fatto un piano chiamato PAT, che presume che poi si fanno le varianti urbanistiche, per cui in tutta la zona di Tessera, che adesso si poteva fare, l'ho fatto io, si poteva fare solo un'unica struttura
perché un grande stadio in centro a Mestre non lo puoi fare. E si è dovuto fermare per 4 anni. Dopo 4 anni la nuova giunta regionale e la nuova giunta comunale hanno deciso di fare quell'accordo, ma di farlo con leggi, cioè facendo un PAT, si chiama Piano di Assetto del Territorio. Nel nuovo PAT hanno messo dentro la possibilità di farci stare 2000 metri cubi, insomma una cittadella, alberghi, uffici, tutto quello di tutto e di più, collegati all'aeroporto, collegati all'autostrada, collegati, nasceva in gronda lagunare 2000 metri cubi, se non altro perché c'è una legge nazionale dall'85 che dice che a 300 metri dalla gronda lagunare tu non puoi fare niente. Per difendere i fiumi e le lagune in tutta Italia abbiamo una legge grandiosa, stupenda, che ha provato a difendere tutti i fiumi con delle fasce inedificabili lungo i fiumi, lungo le lagune, lungo il mare, lungo i valori naturalistici più belli di questo paese. È impedito, obbligatorio, non si può edificare, tranne il già edificato. Per cui a Tessera, con la scusa che l'aeroporto c'è già, perché l'hanno costruito sulla laguna quando le leggi gli hanno consentito, perché non hanno fatto un po' dietro, proprio sull'acqua, quindi, e poi l'hanno ampliato sull'acqua subito dietro, e se potevano lo ampliavano per davanti. Li ho fermati io, l'assessore e in commissione di salvaguardia, però è l'aeroporto. E noi abbiamo provato a non far crescere l'aeroporto perché avendo 5 aeroporti da Ronchi a Treviso, a Verona, anche Padova ce n'è uno, e a Brescia, se fai il sistema degli aeroporti non c'è bisogno di avere un unico mega aeroporto che sconquassa Venezia anche, e oltre che la laguna e tutto il territorio. Quindi non si dovrebbe fare un'enorme città ai bordi della laguna subito addosso all'aeroporto. L'unica cosa che io ho lasciato nel piano era uno stadio, perché lo stadio non ci sta in città, era stato fatto dal mio predecessore e aveva messo uno stadio in acqua, proprio sulla darsena dell'aeroporto aveva messo lo stadio. Arrivato a fare l'assessore e non avendo altre alternative, ho preso lo stadio e l'ho slittato all'interno, perché almeno arrivassero dall'autostrada con le macchine e arrivassero lontani dalla laguna, andando a piedi, perché erano alcune centinaia, 400 metri dal terminal da Venezia, arrivavi con le navi e andavi a piedi dalla Darsena a CTV fino allo stadio da Venezia, e gli altri arrivassero dalla macchina. Questa era l'unica attrezzatura che c'era, non erano case, milioni di metri, non era niente, era uno stadio per andare a giocare a calcio, perché non ci sta in città. Il patto, il nuovo piano che prelude a cambiare il piano regolatore, ha previsto invece che non ci sta solo lo stadio, ci sta tutta una serie di altre cose, attrezzature sportive, attrezzature culturali, attrezzature turistiche, attrezzature, insomma di tutto, sono tutte le voci ci sono, quindi si possono fare tutte le attrezzature e tutti gli edifici e tutte le altezze che si vogliono
se si riesce a cambiare il piano regolatore, perché il PAT è sovraordinato piano di assetto del territorio e più sopra il piano regolatore. Quindi ci ha provato il nuovo sindaco di Venezia e ha messo con i soldi pubblici, con tutti, al 100%, 4 entrate di soldi pubblici, tutte le attrezzature sportive che ha in testa lui. In particolare, parliamo di quella vera, la vera, se ce la fa, è il palazzetto dello sport che doveva fare lui a spese proprie, nei terreni propri voleva farlo anche lì vincolati. Quindi. Problema c'era comunque, perché una cosa è prendere il palazzetto di Mestre, a proposito di riqualificare, e allargarlo, alzarlo, e adesso ha 2500 persone alla volta. Se tu vuoi lo porti ad averne 10.000, 12.000, trovi il modo di organizzare l'edificio, allargarlo, alzarlo e dargli i parcheggi che servono lì, dov'è? Perché è una zona un po' periferica, non è in centro a Mestre, è a Cavergnaghi, una zona esterna. Il sindaco voleva, padrone della RAI, farsi un palazzetto nuovo nei propri terreni vincolati, e allora altra litigata su questo. Ha scoperto che forse riusciva a fare il nuovo palazzetto moltiplicato dai 2500 che hanno adesso alle 31.000 persone. Perché facendo questo, è un po' come il discorso del parco di San Giuliano, puoi fare anche tutt'altre cose, spettacoli megagalattici, europei, vedete un po'. Per cui con i soldi pubblici, perché sono tutti i soldi dell'Europa a debito futuro, cioè i residui tutti i residui su tessera delle leggi speciali, tutti i residui del comune, i nuovi debiti che farebbe apposta mutui del comune, più appunto i finanziamenti diretti del PNRR, che è il piano europeo, con 4 fondi tutte pubbliche, lui farebbe uno stadio, un palazzetto, l'arena inglobata nel palazzetto o viceversa, e insomma è un'altra zona ancora sempre sportiva. Queste cose ci sono già, quelle necessarie, e lo stadio non lo vogliono, perché lo ha dichiarato pubblicamente più volte la società dello stadio, che non ha nessuna intenzione, né voglia né desiderio, che sta benissimo a fare le partite di calcio, basta e ne avanza, nell'attuale stadio di Venezia. Allora, per uno stadio che chi dovrebbe essere interessato non ha nessuna intenzione di fare, per 31.000 persone che non ci sono, perché la RAI sono 2.500, con i soldi pubblici che servono per riqualificare le città, PNR dovrebbe essere in un'area pulita, perché è erba, è un grande parco naturale, sono aree agricole, tutte agricole. Il nostro sindaco sta per fare, a parole, uno stadio che nessuno farà perché nessuno lo vuole, un palazzetto dello sport, un'arena che lo ingloba per 31.000 persone, e un'altra cosa che non è ancora ben definito, per cui la conclusione io la dico pubblicamente in anticipo: si farà solo il palazzetto dello sport, che doveva farsi il sindaco con i propri soldi sui propri terreni, in un'area pubblica agricola che il piano non prevedeva in nessun caso di urbanizzare. Per cui bisognerebbe impedire di fare disastri e cominciare di nuovo a rilavorare per riqualificare la città, di migliorare la vivibilità, di migliorare le quote degli edifici restando con le esigenze reali, non con le esigenze di speculazione per cui più metri cubi fai più contento sei, ma vedendo di non fare consumo di suolo inutile, di non fare spreco di soldi pubblici.
Allora, questo come avete visto sono 4-5 pezzi di questo che dura un'ora, invece no, questo durava mezz'ora circa. Completo è sul canale YouTube di Italia Nostra, sezione Venezia. Ok, chiedo scusa. E questo lo scriveremo anche nella mail, così non ci si sbaglia come ho fatto io adesso. E adesso, se vieni qua Carlo, anche 2 parole per presentare questo, Salvare Venezia. Allora, queste è un'intervista, l'intervista è stata fatta ovviamente nel 23 sempre, e avete visto il nome di Bellarin che c'era prima, Manuela mi pare si chiama, no? Che ha fatto tutta l'intervista e poi Laura l'ha, come si dice, confezionata come video. E perciò Manuela qui non c'è, mi pare, no? C'è, comunque spesso è venuta qui. Ed è un lavoro che è datato, lo vedete, certe frasi le sentite che sono superate, però è 23, insomma, non si può mica, fa parte della storia, no? Poi capite che certe cose le vinci, certe cose le perdi. Speriamo di dare un calcio a questa gente e così faremo qualche passo avanti. Qui dentro trovate molto di più, perché se guardate anche solo, date una scorsa all'indice, c'è una marea di cose, insomma, che vanno dal sistema delle piste ciclabili a Venezia, il Mose, c'è di tutto qui dentro. E trovate soprattutto le parti più anche tecniche che lui sorvolava, insomma, no? Perché non si può in un video andare a specificare, mi pare che sbagliasse per metri cubi e metri quadrati. Sì, poi tu 1000 anziché milioni. Sono tutti metri quadrati, non metri cubi, l'ho detto 3 volte e 3 volte ho sbagliato, erano metri quadrati questi, perché i metri cubi moltiplicate poi per 4 o per 8 a seconda, comunque va bene. Questa è l'intervista, le interviste hanno anche questi aspetti qui, insomma, secondari, ma il senso del video è dire: in 2 anni una giunta che aveva come sindaco un avvocato mezzo cieco, Casellati, non ci vedeva proprio, che non aveva mai fatto cose grosse, repubblicano, in un anno, ma onesto, e questo è un aggettivo difficile da dire, no? Ma onesto, insieme con un paio di assessori, Zorzetto e Stefano, ma anche altri, però diciamo loro 2 soprattutto, che invece hanno le capacità tecniche, si mettono e lavorano. Uno ha l'idea, per esempio il Parco di San Giuliano nasce dall'idea di Zorzetto, ma senza Stefano non si realizzava. Viceversa il Bosco di Mestre nasce da 2 tesi di laurea di 2 studentesse seguite da Stefano e da Renzo Bonometto, che poi sono andate avanti anche con Zorzetto, ma come dice lui in maniera molto limitata, perché molte più spostate. La capacità di questa compagine era primo l'onestà, secondo il bene comune, cioè io lavoro per la città. Oh ragazzi, qui noi abbiamo gli assessori che partono dagli interessi dei privati, che vanno da loro a chiedere per favore mi fai sto favore, e poi sopra ci fanno la variante, cioè è questa la situazione. E qualche solerte
tecnico comunale che scrive anche falsità per permettere di fare questo. Vedi Via del Tinto e vedi quello che sta per succedere a fianco a Forte Gazzera, no? Si inventano il parco del Marzenego per fare un'edificazione a fianco a Forte Gazzera. Questo che sta succedendo adesso, oggi. Adesso, questo si chiama De Martini, assessore De Martini. Cioè esattamente un'altra storia. Questa storia è durata 2 anni e mezzo, ma in quei 2 anni e mezzo sono riusciti a mettere in campo una serie di cose. Attenzione, c'è stato un altro periodo, io l'ho detto perché Stefano non c'era, è stato il periodo del sindaco, che mi dismetteva sempre il nome, di Noale, Mario Rigo, che lui, partito da una situazione pazzesca nel 75, Mestre, la città d'Italia che aveva meno verde per abitante, 20 centimetri quadrati per abitante, è partito da lì e cominciando a fare riferimento anche alla popolazione, il Parco del Piraghetto e il Parco della Bissuola. Lui ci ha messo 10 anni, loro ci hanno messo 2 anni, però anche su Mario Rigo bisogna farci un pensierino, perché altro che il sindaco di campagna, i sindaci di campagna possono essere anche i migliori. Questo qui abbiamo qui, questo qui è dei l'assessore all'urbanistica che... E anche allora c'era Salzano, se non sbaglio. Salzano, l'assessore all'urbanistica. Il Parco della Bissuola era uno stagno mal visto da tutti, era un buco di Mestre ed è diventato, poi qualche errore l'ha fatto anche lì, però per capire, dietro a queste cose qua c'è una scienza, chiamata urbanistica, ma che poi, come diceva appunto Corrado, che si deve allargare alla sociologia, all'antropologia, cioè ai rapporti personali non solo alle strade e alle case, che deve partire dalla voglia di fare comunità. Questa parola che ha citato alla fine Corrado, che adesso è scappato via perché sta andando a contestare quello scemo di giornalista di Padova, che vabbè, come si chiama, non mi ricordo. Vabbè, che vuole presentare un libro di nascosto perché... Parliamo del libro di Stefano. Il libro di Stefano ve lo dovete comprare e leggere. Allora dice, ma no, io non posso sintetizzarlo perché sono 400 pagine, di cui ogni 20 pagine è un argomento. Ogni 20 pagine voi capite una cosa. 2 pagine. Qualche volta ogni 2 pagine, ma insomma io ho guardato e faccio fatica a starci dietro perché tu devi studiartelo, ma se non si fa così non si cambia questa città, c'è niente da fare. Sì, noi possiamo con la laurea cercare di bloccare un'edificazione un po' garibaldina, no? Come siamo andati ieri sui giornali di oggi, hanno messo l'articoletto, però vai a riparare i danni, no? Ripari i danni, no, dobbiamo avere un'idea di città, dobbiamo andare oltre. E lui ha fatto riferimento anche alle idee sbagliate che c'erano prima. Attenzione, non c'è tutto bello prima e tutto brutto dopo, perché Tessera City se l'ha inventata Cacciari. Attenzione, con l'assessore Caccia che veniva lì a gridarci che eravamo seduti in consiglio comunale a bestemmiarci contro perché dovevano fare Tessera City. Quindi c'è un problema che dobbiamo avere un'idea di città. De Michelis prima con l'Expo. E prima ancora De Michelis che voleva farla ancora prima un pezzo in laguna. Scusa? È un libro dove bisogna essere preparati oppure... No, lo leggi con calma. Tutti i giorni ti leggi solo 10-20 pagine, non tutto di seguito. No, bastano due pagine. Lui dice due. Ma è quello che sto dicendo, questo qui è un lavoro, non ti dico leggi un romanzo che ti piace, eccetera, eccetera. In confronto il libro che ho scritto io su Mestre, lo puoi leggere tutto di seguito, no? Perché è discorsivo. Questo qui tu vedi gli studi delle cose, l'alternativa che c'è su Marghera, non ci pensava nessuno. Lui ha detto il primo dei canali, guardiamo Marghera, no? Il più a nord i canali, lì dobbiamo mettere le barche dei trasportatori, non sul canale Sasso che ce l'hanno rubato, per dire, e quello viene da uno studio, non viene da solo. Dice, ma poi sì che poi, guarda qui, guarda, si può fare questo, si può spostare quello, eccetera. E da questi studi, lui non lo cita mai, c'è stato anche il fatto di affossare quella porcheria del Palais Lumière che stava arrivando. Lui non la cita quasi, ma anche quello, perché è venuto dopo, ma anche quello veniva dagli studi, perché solo studiando ti accorgevi che facendo...
quella cosa lì bloccavi per 4 anni Mestre, andavi sotto e probabilmente si sfasciava tutto perché sotto lì c'era sabbia e terra, e via via tutte le altre cose che di seguito. Va bene, le due torri della stazione che ci sono nel libro di cui lui parla sono l'ennesima porcheria. Oggi abbiamo un angolino dei taxi, vanno a prendere addirittura metà di quell'angolino dei taxi e arrivano sul primo binario e prendono tutta la parte che va verso Camarcello. Lo sapete chi ha voluto che fossero 2 le torri? Volete saperlo? 2, uno di quelle 3 persone che oggi sui giornali dicono che ieri erano lì a fare i supporter di Martella, si chiama Martella? L'assessore, devo dire il nome? Ferrazzi, l'assessore, che è pronto a fare l'assessore di nuovo, che ha scritto una lettera alle Ferrovie dello Stato dicendo non una sola torre, 2 ne vogliamo. Ferrazzi, e queste sono le idee che c'erano, noi dobbiamo avere altre idee, dobbiamo allargare il bosco di Mestre, come è spiegato, dobbiamo allargare il parco di San Giuliano e difenderlo, non un altro parcheggio, come stanno per fare in questo momento. Stanno già costruendo. Stanno già costruendo. Non hanno ancora tutti permessi. Va bene? Non è nulla per scontato, la cultura politica a Venezia in questi 20 anni è deteriorata, l'encefalogramma piatto, solo affari. Ho detto 20 anni, non ho detto 10 anni. Il modello Mose ha colpito. Va bene, e ci fermiamo qui, ci sono naturalmente i pezzi su Venezia, il Mose, sì, il Mose funziona. L'hanno fatto male, ha costato il doppio, hanno sfasciato di più, lo aprono contro corrente invece che a favore di corrente, e questo solo ha raddoppiato le tangenti, perché aumentando il prezzo del Mose sono aumentate le tangenti, e Mazzacurati suo figlio ha potuto fare dei bellissimi film, però comunque. Quindi un po' di quelle tangenti sono andate a buon fine. Scusate per Mazzacurati, ma la devo dire perché caspita. Bene, io ho finito questa filippica, lascio a Carlo, che è molto più buono di me, di dire anche lui 2 parole su. Io vorrei, buongiorno a tutti, grazie dell'occasione, grazie a Laura e a chi ha seguito tutta la produzione. Vi sposto su una dimensione molto diversa di Stefano, molto diversa, perché tanto è suggestiva e stimolante questa visione, tanto a me, altrettanto è stimolante per me, ma è irritante questa cosa, questo vulcanesimo irrefrenabile, iperproduttivo, un fiume in piena di idee. Io non lo ricordo così Stefano. Io dico, per farvi invidia, che voi forse avete avuto difficoltà a parlare con Stefano qualche volta, molti di noi avevano difficoltà perché era appunto un fiume in piena. Io ho avuto la fortuna di passare pomeriggi, sere, giorni interi a studiare in silenzio con Stefano. In silenzio Stefano, non in silenzio solo io. Che è una bestemmia, insomma. E quella era la dimensione più interessante di Stefano, più stimolante. Perché voi vedete in questo libro una sintesi storica, cioè una lettura cronologica di tutta la capacità propositiva di Stefano. E la vedete confezionata già. La cosa più interessante era il lavoro che c'era dietro, perché non era così immediata la produzione delle idee, e c'erano dei presupposti, dei requisiti e delle caratteristiche che lo hanno consentito, e voi ne vediamo adesso qui il distillato sintetico, operativo, politico immediato. Ma c'era un cammino precedente, una dimensione, un lavoro che era notevolissimo, e di cui vi dico alcune suggestioni qui. Intanto c'era uno studio una quantità di tempo di studio e di lettura straordinaria, studio sulla letteratura specifica, sulle esperienze in corso a livello nazionale e internazionale, sulle riviste specialistiche, di viaggi che lui fece abbondanti, specie nella prima fase, diciamo, della sua vita professionale, andando a vedere, a conoscere, partecipava al dibattito scientifico
quando ancora non c'erano le idee così pronte, no? Ormai confezionate, non passa un minuto che ce n'era una nel filmato, no? Ma questa dimensione non era così ancora elaborata. E con ciò però discuteva e voleva capire le cose e andava a studiare e con un approccio rigoroso di voler essere competente e voler essere lui competente, non solo fidarsi dei libri, tieni un libro, ma di acquisire personalmente i fondamenti di quella disciplina, studiandola a fondo. Questa era una capacità proprio di passione scientifica, culturale, di immedesimazione nella disciplina. In quel caso era il territorio, l'urbanistica, veniva dalla famiglia, veniva dal vostro papà impresario edile che lavorava in città, veniva dalla dimensione politica dei primi anni dell'esperienza dei collettivi politici, dell'impegno degli anni 68, della lotta continua, ma lui la dimensionava così. Voi vedete il libro comincia con urbanistica democratica, come nasce da un giorno improvviso nasce l'urbanistica democratica. L'urbanistica democratica nasce dopo 15 anni di studio, di frequentazione, di elaborazione, di incertezza, di discussione con i colleghi, di sforzi di elaborazione sperimentale. Qui non c'è niente, ed è una lamentazione che faccio di me, non si poteva evidentemente, nulla della preparazione degli studi, dell'avvicinamento alla professione di Stefano. Lui credo abbia perso 2 anni di tempo di lavoro vero nella sua carriera universitaria per fare una tesi di laurea, che qui non è scritto, sperimentale, strepitosa, che era una prima esperienza negli anni 60, prima della Costituzione delle Regioni, un tentativo di fare un piano regionale, che non era una cosa inimmaginabile, non c'erano neanche negli istituti di ricerca i famosi CRPE, qualcuno forse archeologia pura, e lui fece una tesi di laurea elaborando, sperimentando, chiedendo ai professori, sforzando i suoi colleghi, sforzando i suoi maestri a applicarsi in quella che era il futuro, non era ancora cominciato. Questo per dire come, e ci ha lavorato 2 anni, che mi sono non sbaglio, questo per dire come c'era tutto un processo di raffinamento, di esplorazione, di ragionamento, di discussione interna e con gli altri, un rigore notevolissimo. Questa è la prima idea che volevo dire. La seconda era questa. Tutto ciò con un fortissimo senso, in parte mi ricollego con il ragionamento di Corrado di prima, di stamattina, di oggi pomeriggio, un fortissimo senso di radicamento nel territorio. Lui non ha mai fatto l'urbanista con la valigia che ha in carico, si va di qua di là a caso in territori che non si conoscono, no? Lo ha fatto anche in più una volta andando in Friuli, ma non lontano per esempio, ma ha fatto l'urbanista di Venezia, di Mestre, di questo territorio, della laguna, del Veneto, partendo da una fortissima appartenenza a questo territorio. Lui apparteneva al territorio, il territorio apparteneva a lui, e c'era un'immedesimazione notevolissima, un senso di identità e di totale competenza in questo, perché evidentemente lo viveva lui, lo viveva con tutte le sue conoscenze, i suoi colleghi, chi studiava e lavorava, i suoi studenti, i suoi colleghi all'università, e quindi un senso fortissimo di responsabilità diretta. Questo è mio, questo è il mio territorio e sono io che devo dare le idee per questo territorio, non altri. E l'appartenenza era reciproca, in qualche modo era un dovere di contribuire e di costruire il territorio, come fosse, diciamo, proprio una dimensione naturale, come uno si arreda come preferisce camera sua, lui la pensava per il Veneto, cioè proprio non poteva non essere lui a dirlo, perché aveva gli strumenti, sapeva di avere gli strumenti, ed era naturale per lui discutere a qualsiasi livello, con qualsiasi interlocutore, con qualsiasi personalità avesse davanti, entrare nello specifico e chiamare a confrontarsi su questa cosa con competenza e con appartenenza, con identità fortissima, di rigore. Terzo, le due cose messe insieme fanno un fortissimo senso della missione politica, il senso del servizio alla comunità, sapere che poteva e doveva
offrire delle risposte, elaborare delle strategie e con notevolissima finalità di bene comune, sin dall'inizio. Chi è la frase? Sortirne dai problemi da soli egoismo, sortirne Don Milani, appunto, sì, è politica, no? Il senso della politica era innaturato in lui, perché aveva questa cornice assoluta di lavorare per la collettività e della disciplina dell'urbanistica, che è la costruzione dello spazio comune, degli spazi per tutti, avere questa finalità di pensare sempre, sin dall'inizio, nell'affrontare i problemi, quali sono le esigenze, le domande, le necessità della comunità. E questa era la terza caratteristica. Nel svilupparlo poi, questo tipo di atteggiamento sfruttava due modalità. Primo, una capacità e un rigore fortissimo, un'esigenza di confrontarsi con la comunità scientifica. Lui non lo si vede, dal libro non traspare questa cosa, perché il libro inevitabilmente ha dovuto fare una sintesi molto personale e personalistica su Stefano. Ma ciascuna di quelle idee era maturata sempre dopo una discussione con colleghi, con specialisti competenti, con amici e esperti di qualsiasi, come dire, modalità di approccio e di professione, ma che potevano dare idee e contributi sui diversi temi che affrontava. Quindi una capacità e una volontà notevolissima di elaborare con un senso della squadra. Lui aveva una enorme capacità di sintesi e di catalizzare i gruppi, ma era un lavoro di gruppo. È stato un momento anche politico forse favorevole, non come adesso magari, in cui c'era una capacità di elaborazione e di coesione, di avventure collettive, di spirito del collettivo, diciamo. E lui se ne appropriava totalmente, lo stimolava, lo esigeva. Molti di questi capitoli sono stati, come dire, desunti da approfondimenti, curiosità, domande, stimoli, pomeriggi interi a discutere, per esempio, con Maria Rosa Vittadini delle cose che stava facendo lei e altre persone o Guglielmo Zambrini in giro per l'Italia, e lui assorbiva, estraeva, rielaborava, immaginava nel territorio l'applicazione delle cose che sentiva, che vedeva, e poi le discuteva con loro. C'è tutto come un lavoro di scambio, di prove contro prove, di alternative, di discussioni. La fase del centro storico di Mestre non la vediamo sintetizzata bene, ma c'erano dei pomeriggi di forte incertezza con Giorgio, con gli amici e i colleghi dell'assessorato, Giorgio Sarto, scusate, in cui si provava a sapere cosa succedeva all'estero, quali erano i limiti, i pregi e i difetti. C'è un lavoro di sforzo, della discussione, nell'ascoltare le persone, nello stimolare, nel voler provocare con alternative, vedere cosa succedeva, come si rispondeva di fronte ai problemi. Un'ultima osservazione, una notevolissima attenzione all'informazione. Ricavava tantissime informazioni, stimoli dall'informazione quotidiana dei giornali del mattino, a cui lui ricavava un'ora e mezza a leggere i giornali, e lo trovate accennato anche qua in questo qualche fotocopia, non con la matita solo in mano, con il righello e la matita, a sottolineare, attenzione. Guardate, ce n'è qualche esempio, non solo i numeri, ma i passaggi fondamentali del pensiero, e nucleandone i passaggi significativi, e quindi ne traeva dall'articolo del giornale già una struttura chiara di proposte operative. La lettura era estrazione dal dibattito di stimoli in positiva e in negativa di ogni giorno. Questa cosa la applicava sulla stampa quotidiana, giornali locali, sulle riviste scientifiche, ma anche
fonti informali che qualche volta capitavano, dai volantini di altre cose, da esperienze di altro tipo, che lui sottolineava, metteva e catalogava sempre. Questa capacità di mettere a frutto il dibattito pubblico, le informazioni, era una cosa veramente straordinaria. Questo spiega il vulcanesimo delle proposte, perché se no non si capisce, si vede solo, come dire, un fluvio di tante cose, di cui però magari anche c'è una esagerazione, sembra, ma in realtà non è così, ma perché c'era tutto un lavoro di discussione, di rimessa in discussione anche di alcune che sono cresciute nel tempo, non erano così, alcune poi sono cresciute ulteriormente. Però questo è il metodo che, alcuni elementi del metodo di Stefano, che forse va riscoperto anche come senso della comunità scientifica e del lavoro collettivo. Questo è quello che forse dobbiamo essere più capaci di farlo, aprendosi anche magari al di là di conflitti particolari, gelosie, la capacità di mettere con generosità in discussione, e però propositivamente, questa è una cosa in più che voglio aggiungere, come idee. Lui raccontava sempre, io lo condivido totalmente, l'ho sperimentato anche con lui e fuori di lui, a fare gli urbanisti non si cavano le idee dalle analisi, si hanno prima le idee, le analisi confortano e danno, come dire, la dritta, danno i limiti, danno alcuni orientamenti, ma occorre avere le idee prima, e le idee vengono da tutto quel lavoro di cultura, di approfondimento, di sensibilità, di ascolto, di ricerca di capire quali sono le esigenze della popolazione, del territorio. Non è un caso che si parta dalla cosa forse meno praticata ultimamente, che sono i bisogni sociali della residenza e dei servizi, che sono i più trascurati adesso, no? Se vogliamo, nel grande dibattito urbanistico, ma perché partiva dall'attenzione di quella che erano le esigenze di quegli anni, sapendo che non poteva non affrontare e non partire da lì. L'urbanistica democratica nasce da lì, nasce da questo tipo di atteggiamento. Scusate le provocazioni, ma un po' così. Io chiedevo a Andri se voleva dire. Sì, insieme anche a Andrea Rumoro, Poi uno dei riallievi di Stefano, diciamo. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Beh, io ho conosciuto Stefano praticamente al Massari, quando ero ancora studente. Prima ho conosciuto Michele nel biennio, poi ho conosciuto Michele nel triennio, Stefano nel triennio. E dopodiché mi sono iscritto all'università, prima ad architettura, poi dopo, siccome non ero soddisfatto, mi sono trasferito ad urbanistica. Vuol dire il tuo nome? Io sono Andrea Orlandin. Andri Orlandin, abita vicino a noi, in via Felisani. Magari qualcuno mi conosce. Non l'ho detto a lei perché ti vede così. E dopodiché mi sono laureato con Stefano, ho fatto una tesi con lui e Pierluigi Cervellati, e dopodiché diciamo che 2 anni dopo hanno aperto dei bandi all'università per collaboratori alla didattica e ho cominciato a collaborare con lui. La collaborazione più o meno è andata avanti per, diciamo, 20 anni circa, perché diciamo tra il 94 e il 2014-2015, insomma, quindi una frequentazione molto importante, che tra l'altro, come dire, mi ha visto coinvolto assieme a lui nel fatto di avere ulteriori generazioni di studenti da tirar su in qualche modo, perché il nostro rapporto, diciamo, che si è incentrato molto sulla formazione universitaria, in alcune circostanze anche in esperienze professionali, perché alcune cose, per esempio, io mi sono laureato su una tesi di pianificazione paesaggistica e ambientale sul Cavallino, quando Stefano era assessore, quindi all'urbanistica, e quindi diciamo che io feci praticamente una prima esperienza di quello che poi è diventato diciamo una sorta di praticantato obbligatorio per tutti gli studenti adesso presso il Comune di Venezia. Lui era assessore e io assieme a un altro collega abbiamo praticamente collaborato fattivamente con lui alla redazione della variante del piano regolatore per Cavallino Treporti. Dopodiché, appunto, vi dicevo, questa collaborazione è proseguita
E quello che io ho sempre riconosciuto a Stefano in tutti gli anni, diciamo, in cui l'ho visto alle prese con gli studenti, con i laureandi soprattutto, era questa passione che lui metteva nella formazione di queste nuove generazioni di urbanisti, nel senso che lui faceva un fortissimo investimento dal punto di vista culturale, oltre che naturalmente tecnico e urbanistico, sulle persone. Riconosceva a molti di loro delle capacità che magari io, che forse ero più giovane, di primo acchito magari non intravedevo, mentre lui riusciva ad avere molto spesso una visione molto più ampia rispetto alle potenzialità che i ragazzi potevano avere, e soprattutto su tantissimi temi che hanno a che fare con la pianificazione territoriale e naturalmente urbanistica, perché quando ai tempi della legge sulla difesa del suolo, la 183 dell'89, lui intravide delle potenzialità dal punto di vista della pianificazione territoriale, si spinse diversi studenti a laurearsi su dei piani che allora trattavano il tema del dissesto territoriale, quindi piani di protezione dei bacini idrografici, e quindi, come dire, questo poi aprì un canale di relazioni con l'allora, come si chiamava, autorità di bacino di quella che adesso è l'autorità di bacino delle Alpi orientali, e allora, come dire, lui avviò questo canale di relazione e di, tra l'altro, svolgimento di tesi di laurea su questi temi proprio con l'autorità di bacino, che allora per la pianificazione territoriale era una cosa assolutamente innovativa, perché nessuno aveva mai concepito l'idea di partire da un tema come la difesa del territorio dal punto di vista idraulico. Allora, ricordo nell'89, adesso parliamo sempre più frequentemente, abbiamo di fronte agli occhi quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici e con tutti i problemi che questi comportano. Lui allora intravide, come dire, una forte responsabilità dal punto di vista della pianificazione sul tema della difesa del territorio. E spesso quelle tesi diventavano poi progetti veri e propri. Dopodiché, come dire, in questa ottica di formazione, torna a dire, lui aveva poi naturalmente la sua metodologia di approccio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, se vogliamo, anche in qualche modo formativo rispetto ai ragazzi che allora gli chiedevano la tesi, insomma. Però comunque, torna a dire, alla fine, anche dal punto di vista accademico, ha formato tante persone, ha formato molti studenti e li ha formati su temi sempre all'avanguardia dal punto di vista poi della pianificazione, perché comunque altre questioni, appunto quelle sui trasporti, piuttosto che sulla pianificazione ambientale, piuttosto che su alcune questioni legate alla tematica della difesa ambientale dell'entroterra veneziano, insomma, sono tutte tesi di laurea che hanno preso forma a partire da intuizioni di Stefano, poi dopo magari in qualche modo assecondate dagli studenti, che hanno poi restituito prodotti che hanno in qualche modo qualificato non solo la sua produzione scientifica, ma anche la qualità dal punto di vista dell'intuizione, dal punto di vista della pianificazione dell'idea progettuale rispetto a temi che fino ad allora magari non erano stati particolarmente esplorati, ma da allora invece sono diventati poi temi che in quel momento erano all'avanguardia, poi sono diventati temi che invece noi nella pianificazione di tutti i giorni in qualche modo portiamo avanti. Grazie. Tutto questo che ha detto è in più rispetto al libro, perché nel libro l'aspetto del didattico è sfumato, no? Perché si va sui contenuti soprattutto, e c'è tutta questa parte enorme che in realtà è stata per tanti anni esclusiva, cioè poi è andato anche a governare, certo, ma per 30 anni ha praticamente fatto queste cose. Certo, non dimentichiamoci poi l'ultima cosa, ed era la prima in realtà del Massari, certo, perché comunque tutto nasce dal Massari, dalla sperimentazione per i geometri, e poi dopo, come lui già dentro lì aveva portato una sorta di modulo che utilizzava l'università, che ha in qualche modo replicato per avere dei geometri che avessero un approccio al territorio, non esclusivamente all'agronomia, piuttosto che all'estimo, piuttosto che ad altre questioni, che sono quelle tradizionali del geometra, ma che avessero invece una visione molto più aperta su temi
e su spazi dal punto di vista della pianificazione, anche in quel caso, che non fossero quelli soltanto della casetta dentro il lotto o della ristrutturazione. Endri lo trovate anche sabato prossimo, dove al Candiani o all'M9? All'M9. All'M9 con Italia Nostra che discute di Mestre. Sì. Pomeriggio o mattina? Mattina, alle 10. Va bene? Grazie Sabato a tutti. prossimo. Andrea, vuoi dire due parole anche tu? Sì, non era previsto. Infatti neanche Endri era previsto, L'ho beccato in contropiede. Due parole perché sennò poi ci stanchiamo, ma dai, dilla, dai. No, e quindi non era prevista, quindi mi scuserete che non non parlate troppo, Lalla. Scusate, Andrea Rumor. Io partirei dalla questione del laboratorio Massari, dove non riesco mai a staccare, non sono mai riuscito a staccare Stefano. Io non ho mai avuto Michele, che era con i più piccoli, perché ero proprio del primo modulo, del primo anno, quando questi professori, avevamo già iniziato il terzo anno dei geometri, bussano alla porta, arrivano questi prof che non conoscevamo, ma chi di voi vuole aderire a un modulo sperimentale, eccetera, perché nasce così poi. Rispetto a noi 1978? 77-78, ti direi 7, giusto? E quindi il primo modulo che era fatto da noi più piccoli di quarta e una quinta, quindi un modulo un po' sfalsato, perché invece poi negli anni successivi erano 2 terze, 2 quarte, 2 quinte. E in quel momento io ho avuto Stefano come insegnante di urbanistica, in quell'esperienza non riesco a staccarlo da Giorgio Sarto. Erano gemelli, quindi. Io li ho sempre vissuti come gemelli, ma la vera formazione, questo credo vada detto, era che noi che avevamo di 16 anni, 17, 18, lì mi ha folgorato, nel senso che è colpa di Stefano, gliel'ho sempre detto, se io ho studiato urbanistica, se sono innamorato dell'urbanistica, se venite a casa mia trovate migliaia di libri sull'urbanistica, non esagero, perché è una passione, poi alla fine è come diceva Andrea, un professore appassionato. La cosa divertente è che l'ho avuto come prof per 3 anni, io ho portato come tema ad esempio come tema di diploma quel volantino delle piste ciclabili che c'è nel libro che ho sfogliato adesso, l'ho portato come tema di diploma ed era una roba folle all'epoca, nel senso che non se ne parlava nemmeno noi, insomma eravamo un po' incoscienti anche andare a fare un esame di maturità su quei temi. Però ecco, l'insegnamento era forte, era imparare a leggere la città, storia, analisi, intervento, un po' diversamente, Carlo, secondo me, da come l'hai detto tu, nel senso che capire dove siamo, da dove arriva il territorio che siamo, capire i dati. Certo, io intendo così, insomma, che ce lo siamo detti un po' male, ma avere la visione di città, come diceva Michele prima, è fondamentale. Poi capire e studiare, perché la prima cosa che insegnava Stefano era uno studio rigoroso, lo ricordava prima Carlo, lo studio era rigorosissimo. Io dico sempre che ci ho messo un po' poi a laurearmi, ma insomma al di là dei miei lunghi anni di università ho imparato tantissimo nelle serate con Stefano e Giorgio in tavolacci molto più brutti di queste, in cui analizzavamo i piani comunali, in cui preparavamo osservazioni, proposte, mai in negativo. C'era sempre, uscivamo dalla serata sempre proponendo qualcosa, quindi anche oggi che va molto di moda dire no, noi sì, è vero, dicevamo no, ma perché va fatto così? Mettevamo comunque sul tavolo una proposta, noi eravamo bimbetti, eravamo giovanissimi, era una decina di ragazzini che pendevano dalle labbra di questi due grandi studiosi, ripeto, grandi studiosi del territorio. E va sottolineato, credo, che se abbiamo una variante a Mestre, una variante ai nuclei storici, che era una cosa assolutamente all'avanguardia all'epoca, se abbiamo una variante al centro storico, pur essendo il centro storico grande così, ma pensate alle varianti ai nuclei storici, che so, per Zelarino riguarda 7 edifici, 10 edifici, ma è stato fatto proprio un lavoro di livello, oggi direi europeo, all'epoca non ci pensavamo, ma è stato fatto un lavoro assolutamente all'avanguardia. Mi piace ricordare poi una cosa che è sempre abbastanza lasciata un po' da parte, perché nei 2 anni da assessore di Stefano una delle prime cose che ha fatto, ed credo che sia il caso di ricordarci, noi che siamo cresciuti davanti a Porto Marghera, io sono cresciuto, sono il vero esodato,
Venezia, Mestre, Marghera, Mira per qualche decennio e adesso sono tornato indietro, sono rimbalzato, sono tornato a Mestre per smettere di usare l'auto, per muovermi a piedi in bici eccetera, perché poi studiare queste cose ovviamente se poi le insegni, le racconti come a me è capitato per fortuna di fare, un po' cerchi anche di mettere in pratica. Però una delle prime cose che ha fatto Stefano, ce lo dimentichiamo spesso credo, è eliminare l'articolo 15 delle norme tecniche che diceva che non ho visto lì ma lo scorso velocemente, che permetteva di avere a Porto Marghera le industrie inquinanti, c'era proprio scritto così: le industrie che nuociono, che inquinano e che recano fumi. Adesso la frase era di 3 righe circa. Questa cosa è stata eliminata ed è stato fondamentale, pareva una sciocchezza, in realtà questo ha aperto la strada ad una cosa che ho visto che è citata e anche con un disegno che fisicamente abbiamo fatto io e il caro amico Pierpaolo Favaretto lì sulla zona di Porto, ad un grosso convegno che c'è stato nell'87-88 direi, perché c'era già Casellati il sindaco, grande stagione quella di quella giunta, su Porto Marghera, ed è la prima volta che l'amministrazione comunale o un'amministrazione comunale metteva le mani, comunque metteva il naso sulla zona industriale. Normalmente noi che eravamo sparsi nelle commissioni di quartiere, perché all'epoca i quartieri c'erano e funzionavano, che oggi sono stati distrutti, non dicevi niente su quello che arrivava su Marghera. Io ero coordinatore della commissione urbanistica a Marghera, arrivava questa cosa che era dentro un rettino a quadretti, che era la zona industriale, e nemmeno guardavi i progetti. Allora invece, con un autorevole parere della professoressa Vigneri, se non ricordo male, si disse no, non è vero, il comune ha potestà urbanistica anche, come è normale che sia oggi diremo, ma all'epoca era una cosa sconvolgente. E da allora il comune ha messo il naso, si è dato le autorizzazioni anche in zone industriali, che non è una banalità. Siamo alla fine degli anni '80 e questo ha cambiato molto molto di noi, ha portato poi nel futuro, nell'immediato futuro di allora, all'inizio degli anni 90, ad avere le riqualificazioni tipo Alvega, che vi ricordo era un ex Azottati, quindi Concini, ad avere una serie di piani di recupero su Porto Marghera, e poi insomma nel tempo, l'avete già detto prima, insomma purtroppo questa visione si è persa. Ho ereditato ahimè da Stefano questa passione e Giorgio assieme. Stefano, poi permettetemi che un ricordo personale, Stefano poi appunto me lo sono ritrovato all'università, una volta andato all'università, che nel frattempo era diventato, aveva vinto la cattedra. Mi sono laureato con lui su Porto Marghera, con una importante tesi su Porto Marghera, importante perché abbiamo vinto dei premi con quelle tesi, io e Pierpaolo Favaretto, che mi piace ricordare che non c'è più, ho conosciuto il ricercatore del COSES, che anche quello non c'è più purtroppo, a Stefano poi ho chiesto anche di sposarmi, se poi il rapporto era anche di quel tipo, perché poi eravamo talmente... come dire, c'era talmente fascino questo, poi è stato anche il mio prete, nel senso che mi ha sposato in municipio e nel tempo poi ci siamo un po' incrociati, e da lui ho anche ereditato questa passione civile nel mondo che per molto tempo ho dedicato militando nel mondo dei Verdi, avendo ahimè anche l'esperienza faticosa, guarda, ci pensavo adesso, di 2 anni, che è durata 2 anni, che conosci bene, ahimè, che Michele mi difese molto all'epoca. Non avevo purtroppo un sindaco come Casellati, abitavo a Mira, quindi l'ho fatta per 2 anni a Mira, che comunque è un comune molto complicato, molto complicato. Quando era il 93, quindi era il periodo in cui era di moda avere i professori, i sindaci e i tecnici assessori, solo che un conto aver Cacciari, un conto aver Volpe a Mira, insomma, un signore un po' così, diciamo, un po' strano. Che mi ha denunciato. Che l'ha denunciato perché mi ha difeso quando litigammo definitivamente dopo molti mesi. Però anche lì, forte di questa esperienza che avevo imparato da questi 2 autorevoli signori studiosi di urbanistica, lasciai in comune, e ve l'ho ricordato, una variante tecnica, un piano del traffico fatto da una certa Maria Rosa Vittadini, lasciamo un PPA, un piano pluriennale di attuazione, insomma, una serie di piani che sono rimasti andato via io rigorosamente in cassetto, quindi mi era perso un pezzo, perché la pianificazione e l'urbanistica dà sempre fastidio, perché da lì discendono molte cose. Ricordavo l'altro giorno, discutendo con degli amici, che ho visto che l'assessora all'urbanistica, diremo, insomma, alla rigenerazione urbana di Bari, la vice sindaca di Bari,
ha voluto che il suo referato si chiamasse rigenerazione urbana e sociale, e credo che da lì questo spieghi molto anche degli intrecci che avevamo col mondo sociale noi urbanisti, e oltre che ovviamente ambientale e territoriale, ma questo sta nelle parole urbanistica, e credo che lì ci stia molto e dove dobbiamo andare. Scusate se l'ho fatto un po' così, ma ci tenevo. Avete avuto soltanto due esempi di Stefano che come ha seminato anche durante la sua carriera al Massari e poi all'università. Sono tantissimi, perché io non faccio altro che incontrare gente che mi ricorda che quella roba lì gliel'aveva detta quella volta Stefano. E questo qua era un giro, no? Quando è stato detto un'urbanistica democratica, voleva dire una decina di persone che hanno per esempio inventato, come ha detto lui, il Biciplan. Il Biciplan a Mestre è stata un'invenzione straordinaria, perché poi sono arrivati degli assessori dopo, che non è andato tutto male. Qualche volta sono arrivati degli assessori che non c'entravano nulla con noi. Come si chiama Maria, quell'assessore che non mi ricordo mai? Quello che di Ugo Bergamo, l'assessore della mobilità di Ugo Bergamo. Dai, uno che avete in via Felisati. Mingardi, che non c'entrava nulla con noi. Ma lui ha visto il Biciplan e, signori, nel giro di 2 mesi ha dato in via una serie di piste ciclabili, tutte giuste, tipo quella di Via Cavallotti, no, per dire, no? L'ha fatta lui. Tac! Ma non ha dovuto neanche passare per il Consiglio Comunale, neanche per la Giunta, perché era già piano urbanistico, e questa roba qua è nata da questo gruppo di persone che sono diventate urbaniste democratiche e poi amici della bicicletta, che si intracciavano, e la pedonalizzazione di Piazza Ferreto, che l'abbiamo fatta con gli amici della bicicletta, eccetera. Questa cosa qua, stavo per dire, è una cosa che noi non dobbiamo dimenticare, noi dobbiamo ricrearla questa situazione, nelle due facce, la faccia che ha detto Corrado, la comunità, cioè essere radicati, e la faccia che è venuta fuori adesso della scienza.